Tarò, tarò, tarò. Vieni qua, vieni, amoni. Buongiorno, sono Gandolfo Giuseppe, ho 63 anni. Oggi faccio vedere come si fa tutto il procedimento della ricotta. Il latte sì, la sera mungevo le mucche, giustamente le pecore e lo conservo il latte per la mattina. La mattina mi alzo alle 4:30, 5. Questo era, e poi tutto il giorno, dopo finisco la ricotta, si incomincia, adesso c'è la metitura, di infasciare il fieno. Sto riscaldando il latte per mettere il quaglio, una temperatura di 30 gradi, 32 gradi. Il quaglio è una sacca di l'agnello che succhiano loro il latte e mangiano. Poi noi quando viene macellato l'agnello si toglie questa sacca, si mette sotto sale, anche dopo un mese, 2 mesi, si prende, che io ce l'ho dopo. Lo prendo e giustamente quello che ci sta dentro, che è il latte e mangiare, viene tutto bello scacciato, si mette in una bottiglia o anche dentro un vasetto così e poi lo prendo con un cucchiaio, lo strofino nel latte e incomincia a quagliare. Lo devo mescolare, altrimenti se non lo mescoli non riesce a concentrarsi tutto. Ci metto il copecchio per non prendere aria. Ora può stare là a riposo. Andiamo a prendere la mucca per mungere il latte che serve per fare la ricotta e dopo le pecore. Devo chiudere la porta altrimenti entra troppo aria fredda e se raffredda il latte non riesce più a quagliare. Guardate che c'è il freschetto giorno. Oh. L'erba che verde, ancora che verde, incide parecchio. Quando incomincia a seccare ti cambia anche il sapore del latte, la ricotta e così via. Tarò, 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 vieni qua, vieni, amoni. Quelli compatti come sta venendo. E viene lei sola, non è che dici per l'altro no. Mi si conosce perché Ida sa che c'è solo Ida per la mungitura. Gli altri la mungitura non avviene. Adesso ho lasciato libera la vitella per succhiare, per farla arrendere e fare scendere il latte. Io adesso la vitella la lego quando vedo che la mamma si è rilassata un pochettino per il latte e ci munge il latte che mi bisogna a me. È una tattica pure per mungere, ma se no c'è mia nipote Rebecca, ci riesce un po', si sta imparando. E vuole mungere, il pomeriggio vuole venire qua per mungere. Nonno, devo venire, nonno. I pecorelle dobbiamo andare. Con loro c'è un'altra tecnica di chiamare. Amoni. Comunque fai una versione e le pecore un'altra. Amoni, dai. Adesso incomincio a vedere qualcuno estraneo e per questo non vengo. Vedete che teste tutte nell'aria. Altrimenti se io sono solo qua si presentano tutti.
ne aveva una che veniva prima di tutto e mi mosse. Vieni, cammina tu. Ma il cancello non rapia, io devo vedere se ne addonavo il cancello era chiuso, per ne addonato per altri. Prima la mungitura avveniva con questo giacco, detto giacco, corco, per ingaggiare le pecore, quelle più selvatiche. Adesso abbiamo questa struttura con il cancelletto che è una meraviglia. Devo controllare se è riuscito a quagliare oppure devo aspettare un altro poco, vediamo se è forte, se è lenta. C'è questa tattica con il cucchiaio che si controlla benissimo, hai visto come si spacca? Hai visto? Poi anche si può controllare con la rotola, questa di legno, vediamo se sta all'impiede e vi so dire se è ottimo o non è ottimo. Sta all'impiede, è perfetta. Hai visto che tecnica che abbiamo? Ora io metto un po' di acqua calda giustamente qua nella pentola, la faccio riscaldare, nello stesso tempo vado a lasciare le pecorelle, dopo ritorno e incomincio a fare la lavorazione del formaggio. Avanti, adesso inizia la procedura per rompere la quagliata. Non deve rimanere granulosa grossa, deve rimanere bella fina fina. Te ne accorgi come di nuovo quasi al latte? Ora aggiungo l'acqua calda nella quagliata per staccare i primi grassi con i secondi. I primi grassi cosa sarebbe? Il formaggio. Poi rimane questo liquido, si chiama lacciata, viene messo di nuovo sopra il fuoco, la lacciata, togliendo il formaggio, sarebbe tumma, si chiama tumma. Ora io la lavoro un pochettino qua dentro la pentola, che la devo fare diventare tutta compatta, scacciandolo, pessandolo un pochettino. Io lo assaggio ogni mattina un pochettino. Dopo questo formaggio che è stato fatto la quagliata, così vi ho messo dentro le fascelle, dopo viene messo anche dentro il siero. Dentro il siero cosa sarebbe? Tirando fuori la ricotta rimane il siero. Mettendo il formaggio si deve mettere nel siero per togliere una parte di acidità. Sta una mezz'oretta o un'oretta, in questo periodo deve stare anche qualche oretta questo formaggio nel siero. Dopo si toglie stasera o anche domani, lo si mette in salamoia. Queste qua formatte così stanno un giorno, 24 ore, si tolgono e sono già pronte a mangiarle a primo salto. La lacciata qua, una stusicchio per colarla di nuovo, perché rimangono sempre i residui piccoli formaggelle tumma, i pizzudicchi di tumma ci dicevo, perché ma sennò poi stanno nella pentola, vanno a finire in mezzo alla ricotta. Quando tu mangi la ricotta, Maria, questa cosa granulosa, questo pezzo di tumma a caso chi? Una volta c'era sto cosa per girare la pentola per la ricotta, sarebbe aggiumare. Ora non è più tanto utilizzabile perché contiene parecchia acidità qua in mezzo. In questo periodo io facevo la ricotta e qualcuno mi diceva: Peppe, mangiamo la ricotta un pochino amara, un po' acida, ma cos'è? Non si poteva scoprire al latte mungito così a sera, non si poteva scoprire, da antichi non l'hanno scoperto mai. Io facevo insomma alla fine era veramente questo. Quando poi ho comprato questo qua, perché da nome di casifici, 60 euro si chiama sicuro, e da un po' ho fatto la ricotta tutta l'estate e cose, non c'è più amarumi, acidità,
e niente. Adesso anche vi imparo un altro trucco, dice quale sarebbe? Che vi faccio toccare questo bastone, come sentite, cioccolare di sotto. Vibrare, cioccolare come vuole morire, ed è pronto per l'acqua di mare. Io me lo so con la mano quando bollici sotto fa tinti. La ricotta ti gira in basso vento, penso che tu sai, Peppo, no? Se scirocco inizia... Quando si faceva legna ne c'erano tutti gli occhiolini e cassutta, io su un'altra parte facevo io, Peppo, acqua cielo, porta acqua cielo. E c'è. E chi ce l'ha ancora oggi di mangiare questa ricotta, di avere questo piacere di mangiare questa ricotta originale? Tutto latte sincero, puro, mondo, a vista. Ecco la ricotta di Favignana stamattina. Assaggiate, mangiate, vedete che sapore che c'ha. Ah, mamma mia, signori miei.